Davide Marcello, quella di ieri è stata una giornata importante per cui avete messo, come ci diceva il presidente Sulis, basi già da 12 mesi. Sì, è un'idea nata circa un anno fa, abbiamo fatto delle riflessioni, abbiamo fatto delle considerazioni e alla fine abbiamo deciso di creare questa nuova associazione di categoria inserendo anche la tutela dei professionisti e quindi iniziamo questo percorso che sarà sicuramente molto impegnativo. Qual è il primo obiettivo della vostra organizzazione? L'obiettivo principale è quello di tutelare chi andremo a rappresentare. Questo significa andare nei tavoli della politica per portare quelle istanze, quelle proposte, quelle richieste che poi devono essere funzionali per appunto chi andremo a rappresentare, quindi il mondo dell'impresa, in questo caso anche i professionisti, questa è la novità particolare. Anche le partite IVA, mi diceva il presidente. Però chiaramente abbiamo bisogno che la politica ascolti gli attori principali. Siamo anni che cerchiamo di far capire alla politica che ci devono coinvolgere nelle scelte. Molte volte le decisioni che vengono prese dalla politica non sono, diciamo, discusse con gli attori principali e la cosa principale è quella, cioè investire chi sta sul campo tutti i giorni, delle decisioni che poi verranno prese. Lei è un operatore commerciale che da anni lavora nel centro di Cagliari. Vi siete sentiti trascurati? Ma noi riteniamo di essere trascurati da troppi anni. Noi vediamo quello che sta succedendo nelle nostre vie, delle città e dei paesi. Ci sono delle vie che ormai hanno più serrande chiuse delle serrande aperte. Questo non fa il bene della città, del paese, della località turistica. È chiaro che una città con le vetrine spente non può essere un luogo attrattivo per il potenziale turista che noi speriamo arrivi sempre in maniera importante. Si osservava prima che sul settore del turismo, che oggi vale l'11% del prodotto interno lordo, bisogna lavorare di più. Bisogna lavorare molto di più. Noi non possiamo pensare che nei prossimi anni i danni creati da questo Covid, da questa emergenza, i danni possano essere, diciamo, sistemati, riparati solo e esclusivamente dal 1,5 milioni di abitanti che sono appunto presenti in Sardegna. Noi abbiamo bisogno di una forte presenza turistica, solo in quel modo, quindi con l'emissione di denaro fresco. Noi non possiamo, il 1,5 milioni non può scambiarsi i pochi soldi che sono presenti in Sardegna. Quindi abbiamo assolutamente necessità di una grande ulteriore presenza turistica. Mi tolgo una curiosità, tutto quello che ha fatto la regione sarda nel momento del dopo pandemia, come lo valuta? A livello di sostegno economico. Ma sento tantissimi colleghi e tutti si lamentano, sono ancora in attesa di quel contributo piuttosto che dell'altro. Non mi piace dire si sarebbe dovuto fare così o in altro modo, perché bisogna trovarsi anche nella cabina di regia per poi prendere decisioni importanti. Certamente allo stato attuale la maggior parte degli imprenditori è in difficoltà soprattutto per i ritardi di quanto promesso. Poi è arrivato il Salva Sardegna, 200 milioni di euro, 100 milioni della regione sarda, altri 100 della BEI, ma secondo molti oggi questi 200 milioni rischiano di finire nelle mani delle grandi imprese, mentre il 95% del tessuto imprenditoriale regionale rimarrebbe a bocca asciutta. Lei è stato Io sto riportando le voci dei suoi colleghi. molto positivo, nel senso che ha detto il 95%. Io ritengo e sono d'accordo sul fatto che questi soldi probabilmente andranno solo e esclusivamente in quelle poche aziende che in questo momento sono sane.
Abbiamo già valutato tutta la modulistica riguardante l'accesso a questi fondi, è praticamente impossibile accedervi, perché o l'azienda è perfettamente in uno stato, insomma, come si può dire, non ha neanche un piccolo problemino, oppure non può accedere. Ha un rating, si suol dire, sostenibile. Esageratamente sostenibile, quindi un po' come i finanziamenti da parte del governo, la maggior parte, su 10 imprese, forse una, esagerando, è riuscita ad accedervi. Ecco, questo non va bene, non possiamo aiutare chi ha meno necessità dell'aiuto. In questo momento la maggior parte delle imprese, delle microimprese, è in grandissima difficoltà. Gli si dice: se sei in difficoltà al 31/12/2019 non puoi accedere a quei fondi. Riteniamo sia una follia. Noi non possiamo valutare e aiutare solo chi ha uno stato di benessere aziendale. Noi dobbiamo pensare anche agli altri, che sono l'80 e il 90% delle imprese. Oggi è mercoledì 16 settembre. Da domani in poi come si organizzerà la vostra consulta? Ma abbiamo già preparato una serie di incontri, quindi dovremo preparare a questo punto tutta una serie di proposte da portare all'attenzione della politica, che, come dicevo all'inizio, è quella parte che un po' decide le sorti del mondo dell'impresa, e quindi incominceremo simpaticamente a battere i pugni dove sarà necessario.